La parola all'avvocato Marisa Falcone. Un saluto a tutti. Sono qua a dare voce a una realtà che non ha voce, ma che sono certa che la nostra regione saprà prendere in considerazione e tutelare. Io rappresento un'associazione, l'Associazione per la difesa dell'ambiente e della salute, che si occupa di alcune patologie che in Italia non sono prese in considerazione, alcune patologie che lo Stato italiano ha ignorato fino ad oggi, ma che sono certa che la Regione siciliana prenderà in considerazione e ne farà oggetto di studio e di tutela. Sono le patologie legate all'inquinamento ambientale, la sensibilità chimica multipla, la fibromialgia e la stanchezza cronica. Già l'onorevole Lombardo, che io ringrazio, il nostro Presidente, e l'onorevole Calanducci in altre occasioni hanno dimostrato sensibilità verso questo problema. Noi li ringraziamo perché sono stati pronti ad aprire un dialogo l'anno scorso con la Commissione Sanità, ma noi chiediamo di più. Non ci basta aver aperto un dialogo, chiediamo tutela, chiediamo il riconoscimento dei nostri diritti, chiediamo il riconoscimento delle patologie e lo studio di queste, la presa in considerazione di quello che significa vivere con queste patologie. Un partito come l'MPA non può ignorare una realtà che purtroppo è in crescita nella Sicilia perché è legata alle problematiche dell'ambiente. Un ambiente che, se risanato, diventa vivibile per tutti e assicura una migliore qualità della vita a tutti, ma a maggior ragione a chi come me si vede circondato da barriere che sono invisibili, ma che purtroppo sono invalicabili. Sono queste le barriere chimiche, tutte quelle barriere che provengono da quelle sostanze che sono di uso comune, i profumi, i detersivi, i deodoranti, lo smog, le pitture, i VOC che provengono dal materiale dell'edilizia, tutte sostanze tossiche che provengono da tutto quello che ogni giorno la pubblicità ci impone di usare. Occorre una presa di coscienza di questo, occorre un'opera di bonifica ambientale ed è per questo che io sono qua a chiedere all'MPA di inserire nel programma che sta predisponendo un impegno serio, concreto, a difesa di chi oggi non può andare in un ospedale, perché l'ospedale, anche quello, è pieno di barriere chimiche, perché viene pulito col cloro, perché molta classe medica non conosce questa patologia e non è in grado di fronteggiare l'emergenza. Noi abbiamo costituito un'associazione che si batte ogni giorno per poter trovare tutela, che ha un comitato scientifico di medici di alto livello. Per questo abbiamo creato tutti gli strumenti per poter essere presi in considerazione, perché si possa avviare un tavolo tecnico che vada a attenzionare nella maniera corretta il problema, perché si possa pervenire a un riconoscimento regionale. La Sicilia può farlo, le strutture sanitarie che noi abbiamo sono all'avanguardia, possiamo benissimo avere un centro ospedaliero che sia un punto di riferimento, che costituisca una lezione per uno Stato che non ha avuto interesse per un problema che è reale, che colpisce il 10% della popolazione che dall'oggi al domani non può più svolgere attività lavorativa, che non ha diritto all'assistenza sanitaria, che non può contare neanche sulle analisi specifiche per poter avere l'accertamento. È una diagnosi tardiva, è una diagnosi che rende la malattia irreversibile. Se il 10% della popolazione merita di essere ignorato, è una cosa grave. Sono qua a chiedervi pertanto di porre la vostra attenzione su queste patologie. Sono certa che l'onorevole Lombardo e l'onorevole Calanducci continueranno a starci accanto, ma noi vi chiediamo di più. Vi chiediamo di intervenire in maniera seria, massiccia, perché tutto quello che noi abbiamo avviato possa portare al più presto a dei risultati concreti. E quindi pronti al dialogo, pronti a costruire
ma con voi, assieme a voi, perché il problema non è soltanto delle centinaia di siciliani che hanno il problema e dei loro familiari, ma il problema è sociale, è un problema in crescita. Se il nostro ambiente è invivibile, il rischio per il danno alla salute è per tutti. Non sono soltanto queste le patologie che si scatenano per il danno derivante dall'inquinamento, sono tante. Noi abbiamo bisogno di poter accedere a una struttura sanitaria. Abbiamo chiesto alla Regione la istituzione di 2 stanze dedicate a questa patologia all'interno della struttura ospedaliera che abbiamo anche individuato. Siamo certi che col contributo dell'MPA, con l'impegno forte di tutti voi, noi avremo finalmente in Sicilia la tutela dei nostri diritti e la Sicilia sarà all'avanguardia, darà una lezione ad una sanità statale che è assolutamente inefficiente, che vuole ignorare, che continua ad ignorare e che ignora da decenni un problema reale, un problema che negli altri stati è stato risolto con un intervento serio da parte del legislatore. Noi non siamo da meno, non possiamo essere da meno, possiamo avere l'occasione, perché abbiamo anche una classe medica preparata per certi aspetti, per poter dare una lezione a livello nazionale. E allora vi chiedo a voi, chiedo all'onorevole Lombardo, all'onorevole Calanducci di un impegno maggiore, ma lo chiedo a ciascuno di voi. Inserite tra i progetti anche la tutela di quelle malattie non riconosciute, non studiate, di difficile diagnosi, e cerchiamo di formare la nostra classe medica affinché ogni cittadino della Sicilia sia tutelato dal punto di vista sanitario, dal punto di vista della salute, dal punto di vista dei propri diritti, sia nel mondo del lavoro che nella società. Grazie, Avvocato. Ora Grazie a voi. purtroppo